Settima corsa, premio Beer Parker, sono femmine di 3 anni. 9 al via, 1 Bruna Torre, Alessandro Muretti, 2 Brigitte Trio, Paolo Leoni, 3 Bonita Alter, Matteo Orlando, 4 Burrasche LL, Salvatore Valentino, 5 Birka San, Romeo Gallucci, 6 Beatrice Cris, Gennaro Mitrano. In seconda fila 7 Brillas, Roberto Vecchione, 8 Beautiful Trio, Marco Stefani, 9 Brendax, Marco Basile. Rapporto di scuderia tra i numeri 2 e 8. Vediamo un po' in ritardo Brillas che ora si riavvicina con un parzialino. Tanto parte piano Beatrice Cris. Veloce Bonita Alter. Prende il comando su Birka San, poi Bruna Tor davanti a Burrasche LL. Numero 2 Brigitte Trio squalificato. L'errore di Brigitte Trio. Quindi in vantaggio Matteo Orlando con la fila di Naglò, Bonita Alter davanti al 5 di Birka San, poi Bruna Tora un paio di lunghezze davanti a Burrasca LL, poi Beautiful Trio, mentre avanza a largo Brillas. 14 ai primi 200 metri, ora arriviamo al paletto dei 600, passato in 29,9. Con in vantaggio sempre Bonita Alter. Numero 9 Brendax squalificato. Dalla seconda posizione, avanza al largo la Love You di Alessandro Moretti e affianca la Battistrada 600 in 46,2. Siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio il numero 3 di Bonita Alter con ai fianchi Brunator, lungo la corda il 5 di Birka San a precedere Burrasca LL, di fuori anche Brillas e Beautiful Trio, il giro in 1-1, 14-8 qui davanti alle tribune, cavalli sulla penultima curva con in vantaggio sempre Bonita Alter affiancata da Brunator, lungo la corda sempre Birka San con Romeo Gallucci, chilometri in 1.16. Numero 6 Beatrice Cris squalificato. Brunator che attacca all'esterno ma Bonita Alter sta rispondendo molto bene, sempre Birka San seconda la corda davanti a Burrasche LL, il numero 7 di Brillas in seconda pariglia, retta di là in 14.8, ancora Bonita Alter in battistrada su Brunator, la terza ruota di Brillas. Lungo la corda sempre Birka San, cavalli a poco più di 200 metri dalla conclusione con in vantaggio Matteo Orlando e Bonita Alter. Retta d'arrivo, avanza Brillas e sembra già sul punto di prevalere. Brillas viene a regalare il triplo a Roberto Vecchione. Secondo posto per Bonita Alter, al terzo Bruna Tor. La vittoria di Brillas, la Prodigious della scuderia Chelsea. Il training è quello di Giuseppe Citarella, le mani quelle ancora una volta di Roberto Vecchione, vengono a vincere di spunto. La quota al totalizzatore di 5,24 e Brillas è l'ultima vincitrice della serata. Ancora Roberto Vecchione che alla fine si è scatenato e le ha vinte praticamente tutte, le ultime. Brillas ha vinto molto bene di spunto contro una comunque discreta Bonita Alter che se l'è fatta al comando, e al terzo la favorita Bruna Tor. È tutto per la serata di questa sera all'ippodromo di Cesena, l'appuntamento per martedì prossimo col Super Frustino.